Da ben 12 anni è sulla cresta dell'onda nei campionati professionistici. Non passano anni che Desiderio Garufo non si prende delle grosse soddisfazioni. La passata stagione con la maglia della Regina contribuì in maniera decisiva con 28 presenze, 2 gol e 9 assist alla vittoria del campionato di Serie C. E per Garufo si è trattato del quinto campionato vinto in carriera. Ceduto in prestito al Catanzaro, anche in questa stagione lo stacanovista della faccia destra, che ha compiuto 34 anni lo scorso 22 aprile, è diventato un punto di forza della squadra di mister Antonio Calabro. Un campionato da incorniciare è chiuso con il botto con il gran gol di domenica scorsa contro il Monopoli. Sono 25 le presenze di Garufo in questa stagione agonistica, che potevano essere 28 se il calciatore nativo di Grotte non sarebbe stato fermato per 3 settimane dal Covid. Da 3 mesi Desiderio ha realizzato il più bel gol della sua vita, quello di diventare papà di Lorenzo, data alla luce dalla sua amata moglie Ines. Spazio ancora per Carlini, che riesce nuovamente a servire Garufo, la finta di Garufo che entra in area, Garufo! Che gol da parte di Garufo, un gioiello del numero 32 che porta nuovamente in vantaggio le Aquile. Catanzaro 2, Monopoli 1, super gol di Garufo. Un'altra eccellenza dello sport agrigentino è l'arbitro aragonese Antonino Costanza, che domenica scorsa ha diretto il match del campionato di Serie C tra la neopromossa Ternana e la Juve Stabia. Per il giovane fischietto della cittadina delle Maccalubbe un'altra stagione indubbiamente positiva, e fra qualche anno potrebbero portarlo nei campionati ancora più prestigiosi.